La regione chiude 4 comuni nel Vibonese, attenzione rivolta al mondo della scuola, in molti istituti lezioni sospese. Sono 11 casi di variante inglese riscontrati in Calabria, 6 in provincia di Vibo Valentia, 4 in quella di Catanzaro e 1 in quella di Cosenza. Forte denuncia dell'associazione Il Volo delle Farfalle che riunisce i genitori dei bambini autistici di Reggio, i nostri figli lasciati senza cure. Sequestrato un intero complesso aziendale del valore di 14 milioni a Isola Caporizzuto dalla Guardia di Finanza per una presunta frode nel settore delle energie rinnovabili, 6 misure cautelari. 7 persone sono state arrestate nella piana di Gioia Tauro per detenzione e spaccio di droga. Le indagini condotte dai carabinieri hanno portato alla luce un presunto sodalizio dedito al commercio di stupefacenti. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque ci sono 4 zone nuove, zone rosse in Calabria, sono tutte nel Vibonese. Intanto procede la fase 2 delle vaccinazioni sugli over 80, ma non con lo stesso ritmo delle diverse aree della regione. Briatico, Dasà, Gerocarne e Sorianello, le ultime zone rosse calabresi in ordine di tempo. L'incremento dei contagi ha portato all'inasprimento delle misure di contenimento nei 4 centri del Vibonese. L'ordinanza emessa dal presidente facente funzioni è valida da questa sera alle ore 22 fino al 17 marzo. Lo stesso Nino Spirlì attende la risposta dal commissario Longo, al quale ha chiesto di avviare le verifiche aggiuntive sulla presenza di varianti sul territorio calabrese per avere una mappatura epidemiologica e tentare di tenere a bada la diffusione delle mutazioni del virus. Si tratta di una variabile fondamentale che può determinare le scelte riguardanti il mondo scolastico. L'unità di crisi ha già espresso un orientamento. I dati potrebbero portare a decisioni uniformi sull'intero territorio regionale. Intanto prosegue la fase 2 della campagna vaccinale con ritmi diversi da zona a zona. Prendiamo per esempio la provincia di Cosenza. Ad Altiria il sindaco De Rose ha scritto all'ASP per chiedere lumi sull'avvio della campagna sugli over 80 nel distretto di Rogliano. A Morano invece sono state inoculate 200 dosi, in corso le vaccinazioni a Saracena e Acquaformosa, mentre a Civita tutti gli over 80 hanno già ricevuto la prima dose, così come a Fagnano Castello e San Donato di Ninea e a Sant'Agata d'Esaro. La campagna vaccinale partirà a breve a Crosia, afferma il sindaco Antonio Russo. Schermaglie politiche sul tema vaccini a Rende, Montalto e Paola, dove la minoranza contesta la scelta della sede indicata dall'amministrazione comunale. La domanda ricorrente di sindaci e cittadini è: perché queste differenze tra area e area? La risposta è da ricercarsi nell'impossibilità di estendere la vaccinazione all'intero territorio contemporaneamente. Se anche ci fossero le dosi disponibili, ogni giorno ne vengono inoculate 1300 sul territorio provinciale di Cosenza, non ci sarebbe il personale sufficiente per farlo. Bloccate le assunzioni di 30 medici e infermieri che avrebbero dovuto entrare in servizio in questi giorni e chi già presta servizio nelle USCA non vede un euro dal mese di novembre. Di fatto, la guerra al virus in Calabria la combatte un esercito con pochi uomini e armi spuntate. E sulla situazione nel Vibonese sentiamo il sindaco di Vibo, Maria Limardo. È stata istituita la zona rossa nei comuni di Briatico, Dasà, Gerocarne e Sorianello. Questo perché c'è una situazione epidemiologica in rapida evoluzione, questo è quello che ha detto l'azienda sanitaria provinciale. È una situazione sanitaria che, essendo proprio in rapida evoluzione, merita di essere particolarmente attenzionata. Proprio per evitare l'ulteriore diffondersi dei contagi è stata istituita a livello regionale questa zona rossa. In buona sostanza si teme, l'ASP teme che ci sia un brusco peggioramento della situazione ed è per questo che sono stati disposti dei test antigenici e si teme che questi test antigenici possano trovare conferma e possano dare una evidenza ulteriore di maggiori contagi. Laddove la diffusione è così rapida, il livello nazionale normalmente provvede a chiedere direttamente alcuni campioni di tamponi proprio per analizzarli in maniera più approfondita e verificare se per caso ci fossero o meno delle varianti. Qual è la situazione della città di Vibo? Sotto controllo, allo stato attuale abbiamo per la verità una situazione che è abbastanza sotto controllo, non abbiamo
focolai di infezione particolari e allo stato attuale va abbastanza bene. Anche per le scuole ne abbiamo soltanto una che attualmente è chiusa, ma ora da qui a qualche giorno dovrebbe scadere anche quell'ordinanza di chiusura di questa scuola elementare, quindi allo stato attuale speriamo che si mantenga su questi livelli. Intanto in Calabria sono stati riscontrati 11 casi di positività alla variante inglese. Sono 11 casi di variante inglese riscontrati in Calabria. A riferirlo sono il presidente facente funzione della regione Nino Spirlì e il commissario ad acta della sanità Guido Longo. Gli ultimi 127 tamponi anti-Covid inviati alle 5 aziende sanitarie provinciali per essere processati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici hanno fatto emergere infatti gli 11 casi di positività, pari a circa il 9% del totale, alla variante inglese del virus SARS-CoV-2. In particolare sono stati riscontrati 6 casi in provincia di Vibo Valentia, 4 in quella di Catanzaro e 1 in quella di Cosenza. Intanto, sulla base di quanto stabilito nell'ultima riunione dell'unità di crisi regionale per l'emergenza Covid-19, il commissario straordinario della sanità, su input del presidente della regione, ha disposto a partire da oggi l'intensificazione delle vaccinazioni dei soggetti a rischio con patologie pregresse, nonché degli accompagnatori e dei soggetti conviventi. E attenzione rivolta al mondo della scuola e molti istituti, lezioni sospese. Preoccupa il contagio nelle scuole della provincia di Cosenza, intere classi in quarantena fiduciaria in attesa del tampone molecolare e istituti costretti ad effettuare le sanificazioni previste. Noi abbiamo fatto un giro per capire qual è lo stato dell'arte. All'istituto comprensivo Rende 4 Miglia ci dicono i collaboratori che una sola classe è al momento in quarantena. Che è una classe in quarantena? Alla Stancati di Commenda e la dirigente a spiegarci la situazione. Ci sono 2 classi sospese, in una c'è una bambina positiva dovuta a un contatto di famiglia, nell'altra invece ci sono la classe in isolamento domiciliare cautelare perché c'è un contatto di un contatto, quindi gravi casi non ce ne sono. La situazione è abbastanza tranquilla, diciamo che nelle scuole la situazione si gestisce e purtroppo il contagio viene dall'esterno, non nell'interno della scuola, questo sì. A Cosenza invece i più preoccupati sono i genitori. Siamo andati a Via Negroni, abbiamo trovato alcune mamme davanti ai cancelli d'ingresso che sentite cosa ci hanno detto. Ieri siamo state costrette comunque a recarci proprio di persona per avere un contatto diretto con qualcuno che ci possa dare delle informazioni, ma la preside, pur essendo presente nell'istituto, ha detto che dobbiamo rivolgerci a lei tramite una PEC. Quindi io mi chiedo se in questa situazione di emergenza si possa chiedere di parlare con un dirigente attraverso una PEC. Siamo mamme preoccupate, proprio perché, come stava dicendo lei, questo virus dilaga di più tra i ragazzini e gli scolari, perché questa è la più grande preoccupazione. Non possono dire che dilaga perché sono i genitori a contagiare i figli e poi i figli contagiano a scuola, perché io la scuola non la vedo un luogo sicuro. Il vicepreside invece dell'istituto ci spiega però ufficialmente la situazione della scuola. Gli unici 2 casi sono 2 ragazzi che sono risultati positivi in 2 classi che sono state in quarantena. Oggi sono andato a fare i tamponi tutti i docenti che sono stati a contatto con quest'alunno, diciamo, di una delle classi e gli alunni della classe. Stiamo aspettando perché devono passare i 10 giorni per poter fare il tampone agli altri alunni e ai docenti che sono stati a contatto con. Però si tratta di 7-8 docenti, non di più, fra le 2 classi e gli alunni della classe tutti quanti, però di positivi attualmente l'unica certezza sono questi 2 alunni. Aspettiamo con ansia il risultato dei tamponi che oggi sono andati a fare i ragazzi di una delle 2 classi. E credo che da qui a 2 o 3 giorni, se chi risulterà
negativo al tampone rientrerà regolarmente a scuola. Siamo andati anche alla scuola di Via de Rada, cancelli chiusi, e nonostante abbiamo provato più volte a suonare il campanello, nessuno ha risposto. Sul sito della scuola l'avviso di chiusura fino al 10 marzo per effettuare gli screening per alcune classi per sospetti casi Covid di variante inglese. A Castrolibero invece è stato il primo cittadino, dopo alcuni casi sospetti, a sospendere le lezioni in presenza fino a data da destinarsi. Sono stati già individuati i 3 soggetti risultati positivi al Covid-19, una bambina già venerdì scorso della primaria e poi altri 2 bambini ieri, primaria e secondaria di primo grado, quindi per evitare appunto che si propaghi ancora di più il contagio, visto che sono stati posti in quarantena fiduciaria anche i contatti stretti, quindi i compagni di classe, per cui parliamo di circa 60 bambini, abbiamo e ho ritenuto opportuno emettere un'ordinanza contingibile ed urgente proprio per la sospensione delle attività didattiche in presenza. E facciamo il punto sui contagi con il consueto bollettino della Regione. Sono 102 contagi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore su 2081 tamponi effettuati. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid comunicati al Dipartimento Tutela della Salute della Regione. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 18, Catanzaro 26, Crotone 15, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 43. I pazienti in reparto sono 195, mentre i degenti in terapia intensiva sono 20. Oggi si registrano altri 5 decessi che portano a 693 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. Forte denuncia dell'associazione Il Volo delle Farfalle, che riunisce i genitori di bambini autistici di Reggio Calabria. I nostri figli, dicono, lasciati senza cure. Loro sono i genitori dei bimbi autistici dell'associazione Il Volo delle Farfalle Evoluzione Autismo. Hanno protestato questa mattina davanti alla sede generale dell'ASP di Reggio Calabria per rivendicare il diritto alle cure per i loro figli. Piena solidarietà alle famiglie dei bimbi autistici è stata espressa da Demetrio Delfino, assessore comunale al welfare, e Carmelo Romeo, presidente della Commissione Politiche Sociali e Salute del Comune di Reggio. Come amministrazione comunale siamo voluti stare al fianco delle famiglie, dei ragazzi autistici dell'associazione Il Volo delle Farfalle, che riteniamo che questa sia una battaglia prioritaria, e come Commissione Politiche Sociali e Salute domani audieremo uno o due dei rappresentanti di questa associazione, di queste famiglie, per venire a informarci su tutte quelle che sono le problematiche che loro riscontrano, per cercare di dare una mano nel dare voce a queste richieste che riteniamo siano fondate e siano prioritarie rispetto a tutto il resto dei problemi che già di base queste famiglie affrontano. Supportiamo le loro richieste, che sono sacrosante e legittime, di fronte all'ASP che insomma non ottempera, a quanto addirittura a volte è il Tribunale stesso che ordina. Quindi queste famiglie hanno ragione a protestare oggi qui sotto proprio i portoni dell'ASP. Naturalmente, per quanto ci riguarda, faremo il possibile per cercare un'interlocuzione. Già da domani partirà un confronto sia con le associazioni stesse e poi successivamente con i vertici dell'ASP. Naturalmente questo è quello che possiamo fare rispetto a dei servizi che sono più sanitari, però lo facciamo volentieri perché capiamo che è il momento di fare rete e ognuno deve fare la sua parte. Ad affiancare i genitori l'avvocato Stefania Pedà. Sono ormai 2 anni che abbiamo ottenuto al Tribunale di Reggio Calabria delle ordinanze in via d'urgenza a tutela di questi minori affetti da sindrome dello spettro autistico. Purtroppo è un problema di pubblica amministrazione, di procedure, di attenzione per delle fasce più deboli che purtroppo non c'è. Per ragioni di più vario tipo, perché sono anche ragioni proprio a livello di strutture che mancano. Però il fatto che manchino le strutture o che manchino le risorse non deve essere un motivo per pensare che ci siano delle fasce che debbano essere necessariamente abbandonate.
La cronaca adesso: sequestrato un intero complesso aziendale al valore di 14 milioni a Isola Capo Rizzuto dalla Guardia di Finanza per una presunta frode nel settore delle energie rinnovabili. 6 le misure cautelari. Avrebbero fornito dati non veritieri per ottenere incentivi pubblici erogati dal gestore dei servizi energetici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 6 misure cautelari e un intero complesso aziendale sequestrato questa mattina a Isola Capo Rizzuto nel corso dell'operazione denominata Erebo Lacinio. Divieto di dimora e interdizione dell'esercizio dell'attività professionale per 12 mesi nei confronti della proprietaria dell'azienda agricola Antonella Stasi, di 55 anni. Si tratta dell'ex presidente facente funzione della Regione Calabria. Interdizione anche a carico del rappresentante legale e 2 dipendenti amministrativi della stessa società. Il GIP di Catanzaro ha disposto inoltre il sequestro preventivo della somma di oltre 14 milioni di euro. Quale profitto del reato, i provvedimenti cautelari giungono al termine di una complessa indagine coordinata dal procuratore capo Nicola Gratteri e diretta dai sostituti procuratori Sirleo e Guarascio, che ha consentito di far luce sull'esistenza di un'associazione per delinquere con al vertice i proprietari della società agricola coinvolta. Lo scopo dell'incentivazione ottenuta in modo fraudolento è quello di sostenere economicamente le imprese che producono energia mediante l'uso di fonti alternative. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di verificare anche l'utilizzo di biomasse di origine animale e vegetale in difformità alla normativa di riferimento. Numerosi gli episodi di sversamento nelle campagne isolitane del prodotto derivante dalla produzione di biogas. 7 persone sono state arrestate nella piana di Gioia Tauro per detenzione e spaccio di droga. 7 arresti, 4 in carcere, 3 domiciliari rappresentano il bilancio di un'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria che hanno smantellato un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti tra la piana di Gioia Tauro e Messina. L'indagine, che è stata coordinata dalla Procura di Palmi, cominciò nei primi 7 mesi del 2019, quando a Varapodio furono registrati diversi danneggiamenti con arma da fuoco. Il lavoro dei militari portò all'individuazione di un gruppo criminale che risultò essere dedito alla compravendita di droga. Le indagini hanno svelato la capacità organizzativa degli indagati e la gestione, potremmo dire, interfamiliare degli affari. In Calabria la figura principale sembra essere quella di Giuseppe Ranieri, il quale, oltre ad avvalersi per importanti affari di Pietro Gerace, utilizzava per le intermediazioni la figlia Rosaria Ranieri e il genero Francesco Mangano, che avevano a loro volta la collaborazione di Antonio Spizzica. Sarebbero stati loro molto attivi per piazzare hashish, marijuana e cocaina a Messina. Nella città peloritana il gruppo di Varapodio poteva contare in Giovanni Majorana, che aveva come complice il genero Pietro Mazza. Majorana, secondo quanto emerge dalle indagini, avrebbe acquistato in un certo periodo di tempo notevoli quantità di sostanza stupefacente per poi rivendere le dosi non solo a Messina ma anche nella provincia. La gang evitava di far nascere sospetti e nelle telefonate usava un linguaggio in codice. Gli indagati facevano anche uso della messaggistica online. Da quanto emerge pare anche che gli acquirenti della droga fossero in età molto giovane. Cambiamo decisamente argomento. Ha appena 18 anni ed è già proiettato nel panorama cinematografico nazionale. Ha già girato il suo primo film che sta spopolando sul web. Incontriamo questo giovane regista. A che ora è finita la festa? Michele De Rango è questo il nome della scoperta cinematografica calabrese degli ultimi tempi. 18 anni e un talento innato per la regia. Prossima è l'uscita al cinema della sua prima pellicola, Ho fatto un sogno, un giallo, un film scritto e autoprodotto. È un lavoro che ha voglia di essere se stesso, di essere originale e di far riflettere. Come diceva Tornatore, tutti i film nascono per un incidente, nascono per caso. Anche il mio è nato per caso. Per fare un film ci vuole prima di tutto lo studio. Infatti io sono tanti anni che sto studiando sia con dei corsi e sia da autodidatta, semplicemente leggendo libri, la regia, ma soprattutto ci vuole il cuore, ci vuole la passione per questo mestiere. Per chi hai girato questo film? A chi è dedicato? Dedicato ai giovani, perché proprio il messaggio
è dovuto ai giovani, perché su tutti i libri di sceneggiatura c'è scritto un autore deve parlare di ciò che conosce, di ciò che sa. Io ho parlato di quello che conosco, il mio amore per il cinema, quindi l'amore che noi ragazzi dobbiamo avere per il nostro mestiere, per quello che noi vorremmo andare a fare nella nostra vita, è la libertà di scelta. Il mio protagonista, il protagonista del mio film, è appunto una persona che non ha saputo scegliere. Io non svelo niente, ma succedono tante cose nel film. Oltre al giovane regista, al film ha collaborato il suo braccio destro, amico e poi aiuto regista Salvatore Di Camillo. Questa esperienza trasmette molto, stare a contatto con gli attori, stare a contatto con la telecamera e capire cosa c'è dietro un film. Penso che, come dico spesso, la cosa bella di questo film è essere pochi ma buoni, lavorare bene insieme. Un giovane talento, il suo esordio, pieno di entusiasmo e certo della possibilità dei giovani, di quelli del sud, di quelli calabresi come lui, che si può sognare e che il sogno possa passare attraverso il cinema. Che cosa stava sognando adesso, in questo esatto momento? E c'è una notizia di sport, il calcio, la Serie B, sconfitte per Cosenza e Reggina. Il Cosenza è stato battuto in trasferta dal Brescia con il risultato di 2-0, mentre la Reggina perde in casa contro l'Empoli con il risultato di 3-0. Vediamo invece come ha chiuso oggi la borsa. Chiusura debole per Piazza Affari, con un'Europa che viaggia poco lontana dalla parità. Gli operatori tornano a monitorare i rendimenti obbligazionari e interrogarsi sulle valutazioni dell'azionario, anche alla luce dei commenti del principale regolatore bancario cinese, preoccupato dai rischi di bolle nei mercati finanziari. Focus anche sulla pandemia, dopo l'aumento dei contagi evidenziato dall'OMS in scia all'allentamento delle restrizioni in alcuni paesi e alla diffusione delle varianti. Domani poi il Senato americano avvierà le discussioni sul pacchetto di stimoli da 1.900 miliardi di dollari già approvato dalla Camera. Così il FTSE MIB di Milano chiude in calo dello 0,8%, poco mosso l'Ibex 35 di Madrid a meno 0,1%, positivi invece il FTSE 100 di Londra a più 0,4%, il CAC 40 di Parigi a più 0,3% e il DAX di Francoforte a più 0,2%. Oltre oceano hanno accelerato al ribasso il Dow Jones a meno 0,4%, l'S&P 500 a meno 0,7% e il Nasdaq a meno 1,2%. Sul Forex l'euro-dollaro risale a 1,207 e il dollaro-yen resta in area a 106,7. Poco mosso il greggio, con il Brent a meno 0,2% a 63,5 dollari e il VTI a meno 0,1% a 60,6 dollari. Sull'obbligazionario il BTP Bund si amplia a 102 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,68%. Tornando a Piazza Affari, fra le big cap avanzano Tenaris a più 1,6%, Nexi e Interpampa a più 1,2%, mentre arretra Atlantia a meno 3,7%, che prosegue le trattative con CDP per la cessione di Aspi. In rosso anche Saipem a meno 2,6%, Inuit e STM a meno 2,2%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Il meteo in chiusura. L'alta pressione continua a dominare l'Europa, anzi tenderà a rinforzarsi ancora di più sull'Italia, quindi sulla nostra regione si confermano le previsioni di tempo stabile fino a giovedì, al di là di qualche lieve disturbo nella giornata odierna. Domani cielo sereno con possibilità di formazione di modesta nuvolosità sulle aree montuose durante le ore pomeridiane, ma ovviamente senza fenomeni. Temperature stazionarie, ore notturne fredde nelle valli interne. Domani venti deboli di direzione variabile sul Tirreno, sullo Ionio invece saranno inizialmente da nord moderati per poi ruotare provenendo da ovest deboli. Mossi ancora lo Ionio crotonese e il basso Ionio, sebbene con moto ondoso in diminuzione, poco mossi gli altri mari. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.